Sir Oliver Scardi. Ciao! Ciao Scardi, che bello conoscerti e sentirti, come stai? Insomma, teniamo duro nonostante tutto. Senti un po', so che c'è un nuovo progetto, una nuova uscita in arrivo. Sì, la novità è proprio questa, in questi giorni è uscito un singolo e a settembre faremo uscire l'album. Diciamo anche il titolo. Il titolo del singolo è Venezia Comune Jamaican. Infatti, l'apertura che dai a questo brano, adesso diremo anche il titolo dell'album intero che sarà a tiratura limitata, 500 copie e numerata in vinile colorato verde, il messaggio che dai di questo brano in particolare, quindi Venezia Comune Jamaican, il brano è una presa in giro di tutti quei signori che in questi anni hanno cercato di spartirsi la torta a Venezia. Essere un comune vuol dire avere qualcosa in comune, per cui per me, se Venezia vuole distaccarsi dalla terraferma, può farlo anche subito. Io prendo in giro queste proposte divisive, schierandomi a favore della musica e dell'arte. Sì, per forza, perché bene o male sarebbe una cosa che lega tutto il territorio, quasi tutto il Veneto secondo me. Se invece di investire in capitali sporchi investissero nell'arte e nello spettacolo in genere, questa regione diventerebbe un centro mondiale, io credo. Senti un po', il nuovo album ha un titolo attinente a questa situazione un po' ironico? Sì, certamente, l'album si intitola Figa e Sfiga, certo. Che chiaramente è inteso come fortuna e sfortuna, perché se dobbiamo chiamare la sfortuna sfiga, allora vuol dire che la fortuna è figa. E quindi ho pensato un titolo di questo genere per sdrammatizzare. Quanti brani conta questo nuovo album? 12. Una particolarità arriva dal batterista, che è il primo batterista che ha suonato come pittura fresca. Ok, tanto ci ascoltiamo il brano. In anteprima assoluta, Venezia Comune Jamaican, che fa da apripista al nuovo album di Scardi in uscita a settembre. Sentendoti così preso, Scardi, anche, a chi rivolgi adesso, in questo momento, i tuoi brani, la tua musica, le tue canzoni e il tuo sentire? A chi lo rivolgi? Beh, io mi rivolgo a tutti i superstiti dell'Italia civile, che siamo ancora in tanti, anche se purtroppo siamo rinchiusi in una scatola. Dedico a tutte quelle persone che si rendono conto di quanto sia peggiorato questo paese in tutti questi anni. Credo che mi capiranno, perché le stesse maledizioni che io tiro ai politici penso siano le stesse che tirano anche loro. Trovi che l'arte possa fare comunque in qualche modo da spartiacque, cioè in una sorta di ritroviamo una strada? Certo, ma lo ha sempre fatto e che purtroppo è sempre stata osteggiata da questo punto di vista. La musica fin dagli anni 60 propone un modello di vita, un modello sociale diverso. La musica è sempre stata a favore della libertà degli individui, non per il controllo e lo sfruttamento degli individui. La società moderna di oggi si fonda sullo sfruttamento dell'individuo e quindi presumo che tutti quelli che ascoltano e apprezzano la musica che faccio, che chiaramente è reggae, non sono io che l'ho inventata, però è ormai una corrente che è probabilmente l'unica che parla della vita reale, perché tutte le altre musiche, dovresti saperlo meglio di me, ormai trattano solamente temi frivoli, amore qui, amore là, firulì, firulà e cose di questo genere. Nessuno parla più della vita reale che vive la gente e di conseguenza io credo che questo disco piacerà, perché finalmente qualcuno dice le cose come stanno. A proposito di musica, questa tua grandissima passione, tu sei nato, musicalmente parlando, come tutti, in una situazione un po' anche poetica, boemia e romantica del suonare in cantina la chitarra. Poi cosa ti ha portato a incontrare e a conoscere il reggae? L'incontro con reggae è stato abbastanza casuale, se non destinato, nel senso che io da giovane ascoltavo rock come tutti i ragazzi della mia epoca, ascoltavamo Led Zeppelin, Deep Purple, Hendrix, Pink Floyd, eccetera, eccetera. Quando ho scoperto il reggae all'inizio non mi è neanche piaciuto, non mi ha detto nulla, perché lo sentivo per la radio, lo sentivo nei dischi, ma rispetto a quello che mi dava
il rock mi sembrava poco o niente. È stato quando ho visto i concerti dal vivo che le cose sono cambiate, perché la musica, se la ascolti nei mezzi di comunicazione standard che sono le radio, gli stereo, la televisione, ti dà un effetto, ma se tu ascolti la musica prodotta da dei musicisti davanti a te è un'altra cosa. Posso farti un esempio: a tutti piace vedere una bella donna nuda o in fotografia o su uno schermo, ma se la stessa donna nuda, invece di essere in fotografia o sullo schermo, è davanti a te che guarda te, ti dà un altro effetto. Certo. E questa cosa è successa con il reggae. C'è anche un San Siro di mezzo. Eh sì, è stato proprio a San Siro che ho visto Bob Marley. Tu pensa che quando ci sono andato mi ci hanno trascinato per forza, perché non volevo neanche andarci, pensavo che fosse una cazzata. Caspita. E invece mi hanno convinto, sono andato e da quella volta io mi sono dedicato a questo tipo di musica. Hai avuto un cambio di vita praticamente, una rivelazione, nel senso proprio musicale. Hai sentito cosa veramente ti rappresentava di più come anima, il reggae. Eh sì, sicuramente la cosa più bella che ho avuto ascoltando questo tipo di musica è avere l'idea di cantarla a modo mio, nel senso nella lingua che parlo ufficialmente da sempre, cioè il dialetto veneziano, e farne praticamente un parallelo con la musica giamaicana. Bene o male i temi sono gli stessi, anche se io chiaramente non sono la massima espressione della popolazione nera. Io sono bianco, vivo qua a Venezia da sempre e chiaramente posso parlare per i miei e non certo per tutto il mondo, però credo che i messaggi siano gli stessi, perché il reggae ha sempre affrontato solamente tre questioni: la questione della giustizia sociale, la questione dell'amore come di tutto e la questione del divertimento. Senti, questa domanda voglio proprio fartela dal cuore, perché anche se io c'ero, ma non ero nella possibilità, ero piccolissimo, per poter essere presente, ma Bob Marley e il suo gruppo naturalmente dal vivo, che cos'era? Ma era una variante del rock. All'inizio il reggae veniva presentato come rock nero, ma col rock non aveva più di tanto a che fare, perché è sempre distinto per le chitarre distorte, mentre nel reggae sì, ci sono chitarre distorte, ma sono parziali, di conseguenza il reggae non poteva venire classificato come un rock nero. Diciamo pure che il reggae è una frangia del rock molto autonoma, è un pianeta a sé stante, nel senso che si può anche incontrarsi con qualcuno, però si muove esclusivamente da solo, anche perché purtroppo come genere, grazie ai messaggi che lancia, viene osteggiato, non viene pubblicizzato questo genere musicale, viene osteggiato in qualsiasi possibilità ci sia per chiuderlo, lo fanno, cioè, è sempre successo fin dall'origine degli anni 70 questa cosa qua. Chiaramente il reggae si è presentato ancora più spudorato di quello che si è presentato il rock, e di conseguenza da parte della politica sono state prese misure molto, molto pesanti. Io ricordo che quando girava i primi anni 80 il figlio di Marley qua in Italia, sembrava di vedere, non lo so, mezzi blindati, camionette, cani, finanza, polizia, carabinieri per dei concerti del reggae, ok? Certo. Mentre agli stadi che hanno sempre fatto strade non ci sono mai state cose così. E come emozione di vedere Bob Marley dal vivo, riusciresti a descrivermela? Si può descrivere? Io posso descriverlo solamente, attento, io ero sotto la cassa a destra del palco e di conseguenza il palco non l'ho quasi mai visto. Ho visto una volta lui di spalle che suonava Redemption Song, sì. Te lo posso descrivere: trecce lunghe fin quasi al sedere, camicia militare verde, un paio di braghe di pelle marrone e una ovation blu. Questo è l'unico ricordo che ho io di Bob Marley, l'unico momento in cui l'ho visto. Tutto il resto mi sono ballato il
il concerto dall'inizio alla fine. Ero su una zona che non vedeva il palco, però eravamo sotto la cassa destra, quindi sentivamo molto bene come suonavano. Sai, fa effetto anche quello che ci racconti ed è bellissimo poter usufruire della tua viva voce e viva esperienza, perché noi, arrivati un pochino dopo, associamo magari al punk rock musica di rottura, di voglia di uscire dagli schemi bloccanti. No, la cosa è cominciata negli anni 60, è cominciata con il rock and roll. I messaggi che tu hai recepito erano già nell'aria fin dai primi anni 60, li ho assorbiti anche io e li ho ritrasmessi chiaramente ad altri. Avresti mai detto, quando hai imbracciato la tua chitarra nella tua cantina, che un giorno avresti proposto la tua musica, le tue idee, il tuo sentire originalissimo, persino su un palco, diciamo, bacchettone come quello di Sanremo? Guarda, intanto detta da musicista, diciamo non arrivato ma quasi, chiunque quando suona cerca di arrivare da qualche parte. Certo. Io sono cresciuto a Marghera, l'alternativa era andare a lavorare in fabbrica e morire di tumore. Per noi cresciuti negli anni 60 la musica era una via di salvezza. Chiaramente non sai dove puoi arrivare, non sai mai se arriverai da qualche parte, ma chiaramente ci speri. Io ci ho provato per tutta la vita, diciamo che fin qua mi è andata anche bene. Hai lasciato però un messaggio vivo e tangibile. Io so che le persone quando ti vedono ti riconoscono subito e sono felici anche di incontrarti, di vederti, di parlarti. Sì, in effetti ce ne sono pochi che mi assomigliano. Qui le domande iniziano ad arrivare, sai, perché sono all monitor con tutti i messaggi degli ascoltatori che arrivano e che ti salutano. Ti faccio... Grazie, salutami tutti in un unico click. Guarda, sono tutti in ascolto con questa sorpresa che ci hai fatto di essere presente al Bosco dei Sogni. Sai, il 297, ad esempio, mi scrive: avevo un collega ghanese anni fa che mi diceva che il reggae deriva dal modo di musicare di quelle sue zone del Centro Africa. Non lo so, però sicuramente qualcosa di africano c'è. Il reggae nasce in una isola chiamata Giamaica, che anticamente era abitata da una popolazione pellirossa chiamata Arawaki. Chiaramente gli Arawaki si sono estinti, dopo sono arrivati gli schiavi, qualche superstite si è incrociato con i nuovi schiavi, hanno unito le due culture ed è uscito un prodotto che col passare degli anni, prima da ska, dopo rocksteady, fino a è diventato reggae. Credo che sia conseguenza degli spostamenti dei popoli, la novità musicale. Certo. Il 364, grandissimo Scardi, grandissimo Max, mi dice: puoi chiedergli come è stato presentare a Sanremo un brano musicale del tutto fuori dagli schemi che andava a toccare anche temi religiosi importanti? Allora, intanto per andare a Sanremo o fai le classiche selezioni, come si dice, di... Certo, le ho fatte anch'io. Esatto, ecco, oppure, nel nostro caso ci hanno offerto di andare a Sanremo. Benissimo. Nel senso che ci hanno detto: guardate ragazzi, ci fate la vostra musica, vorremmo avere un gruppo differente da tutti gli altri, ve la sentireste di preparare un brano per Sanremo? E noi chiaramente abbiamo colto la palla al balzo. Papa Nero è un brano costruito in laboratorio, diciamo pure, lo abbiamo preparato in 5-6 mani e di conseguenza ci abbiamo lavorato più di una persona. Ne è uscita una cosa che ha del religioso, perché come sai benissimo Sanremo è bene o male il tempio della famiglia e di conseguenza o si parla di Dio, o si parla d'amore, o si parla dei figli, e noi invece ci siamo ritrovati con un brano che era un po' estroverso rispetto agli altri. La cosa che conferma che è estroverso è che lo ascoltano ancora adesso, mentre come saprai benissimo ci sono brani di Sanremo che hanno anche vinto che nessuno se li ricorda più. Ma questa è proprio la regola ormai da anni e anni. Questa è storia. Sì. Ma che accoglienza, proprio non parlo degli ascolti, non ascolti, le persone. Voi siete stati veramente un qualcosa di alternativo al massimo. Noi vi conoscevamo già, veneti, certo, ma per chi non vi conosceva, che accoglienza avete avuto con le persone? Cosa avete visto? Ma non lo so, la cosa che si può dire di sicuro
è che col genere di musica che facciamo e con i messaggi che mandiamo, la gente o ci vuole bene o ci detesta. Non c'è una via di mezzo. O siamo proprio fatti per dividere i argini, come che si dice. O si è con noi o si è contrari. È una cosa strana, però da un certo punto di vista è anche meglio. Piuttosto di avere gente ambigua o di quella che un giorno ti dice A e il giorno dopo invece è B, preferisco così. Terza parte del Bosco dei Sogni. Ben ritrovato, Scardi. Siamo sempre qui sotto il temporale. Anna chiedeva se c'è musica italiana che attualmente tu ascolti. Ma io ascolto tutto, un bacione ad Anna intanto. Io ascolto tutto quello che mi piace, se non mi piace giro canale. Bene o male io sono aperto a tutti i generi musicali, io ascolto di tutto. Sono capace di ascoltarmi anche un disco di jazz se ho voglia. Anche gli italiani, chiaramente quando che sento che siano italiani o stranieri, che sento le stesse cose, lo stesso modo di cantare, gli stessi suoni, perfino gli stessi giri fatti a computer, giro. Esatto, fatti a computer senza un'anima. E Esatto. 671 Scardi, autore di alcune delle più belle canzoni d'amore, grande paroliere in ogni suo testo, Alberto da Fiesso. Grazie molte. E non vorrei eccedere con le presunzioni, ma temo che il vostro gruppo sia la pietra miliare di tutti i gruppi che usano la lingua veneta, moderni come i Los Massadores o i Dostoevsky, passando per i Rumatera e altri che a volte usano testi scurrili. Guarda, noi siamo stati forse tra i primi a lanciare questa cosa dialettale. Nel periodo in cui siamo nati, in quasi tutta Italia c'erano gruppi che sperimentavano il loro dialetto. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no, però l'importante è averci provato. Quello che dispiace è che più avanti va uno, più avanti vanno anche gli altri. Di conseguenza, se non ci fermavamo noi, probabilmente andavano avanti anche gli altri. Quello che rimane però, che è tangibile e non solo nella fascia Sì. veneta, quello che rimane, perché l'hai notato anche tu, rimane nel tempo, è il messaggio che fa la differenza, perché voi e tu, Scardi, siete l'anima popolare di una canzone italiana nascosta nelle periferie, ma c'è la voglia di riscatto, ma anche di pace sociale, il messaggio rivolto al sociale. La musica, se trasmette un messaggio, lo trasmette sempre anche dopo 100 anni. Tu guardi un film di Totò, che è un film di quasi 100 anni fa, eppure ti sembra di vedere l'Italia corrotta di adesso. Quando Sì. c'è un messaggio importante, Sì. il messaggio rimane, e se la società non si modifica, il messaggio rimane lo stesso. C'è poco da fare. Poi, mitico Scardi, onore reg del nostro Veneto. Io sono di Padova e ho scoperto i Pittura Fresca a 6 anni, nell'ormai lontano 1991. Dal vivo grandi musicisti tanto quanto gli Africa Unite. Mi è dispiaciuto molto quando avete chiuso il progetto, comunque Scardi resta una voce unica nel panorama musicale. Davide il poeta pazzo. Ah vabbè, grazie tante, salutamelo, tanti saluti a Davide. Senti, prima di salutarci e di mettere sempre in anteprima assoluta il nuovo brano preso dal nuovo album che sta per uscire, progetti musicali in arrivo? Allora, per quest'estate, per quel poco che riusciamo a fare, andiamo in giro a fare qualche sound system. Il sound system, come sai, è girare con le basi, i cantanti e lì fare un po' di casino. Per quando uscirà il disco, sperando che la pandemia lo permetta, allora lì cominceremo a ragionare di muoverci con il gruppo e tutto. Però dobbiamo aspettare di essere sicuri che il disco funzioni, che venga ascoltato e soprattutto che gli sponsor non facciano tanto i tirchi, perché come sai benissimo quando organizzano concerti cercano sempre di pagare i musicisti con una pipa di tabacco. Di Menarosto, cosa ci puoi dire? Di Menarosto è una canzone che abbiamo usato come colonna sonora per una serie di filmati su internet in cui io mi cimento come gastronomo, come cuoco. Sono molto divertenti perché chiaramente sono polemici sempre nei confronti della classe politica, però il brano è quello che accompagna tutta questa serie di filmati che potete vedere sulla mia pagina internet a scardi.it. Ci lasciamo con un tuo messaggio che vuoi condividere con noi sull'adesso, sulla situazione che stiamo attraversando, un consiglio, un suggerimento che ti senti di dare col cuore alle persone. Cercate di fare sesso, perché secondo la medicina orientale i virus e le malattie si combattono con l'attività sessuale, perciò io auguro a tutti di fare tanto sesso,
anche perché siamo in Italia e come si è visto, invece di approfittare stando a casa, non hanno fatto un cazzo. Abbiamo avuto una decrescita demografica e quindi auguro a tutti gli italiani che vogliono passare bene il tempo e magari sono costretti a stare a casa per via della pandemia, fate sesso voi agli altri, cosa aspettate? Grazie di cuore di tutti i consigli che abbiamo ricevuto, veramente questo è, io dico, il migliore e l'unico, veramente. Bene, sono contento che vi sia piaciuto. Ci sentiamo in settembre, grazie di cuore di essere stato qui, ascoltiamo Menarosto. Alla prossima Scardi, grandissimo. Ciao a tutti i Menarossi, ciao. Ciao. E allora, per salutarvi, vi leggo un pezzettino preso da un film che hanno trasmesso in TV la settimana scorsa e che mi è piaciuto tantissimo perché è di un insegnante d'arte che parla così ai suoi nuovi allievi. Non andate a votare, non votate mai più un partito, scegliete l'arte, decidete o l'uno o l'altra. Solo nell'arte c'è la libertà, senza illusioni. Soltanto un artista sarà in grado, dopo questa catastrofe, di restituire all'uomo il senso di libertà. Ciascun uomo, sia egli uno spazzino o un agricoltore, ha la possibilità di essere un artista, sempre che riesca a sviluppare il suo talento soggettivo, senza farsi influenzare. Se non siete liberi voi, completamente liberi, non lo sarà nessuno. Se sarete in grado di liberarvi, libererete il mondo. Un grazie di cuore a tutti voi da Max Ungaro, ci sentiamo in settembre, questo è Il Bosco dei Sogni. Alla prossima!